Eccoci con Giorgio Furlanis e Antonio Tarlà, i due boss della società. Abbiamo settore maschile e settore femminile qui presenti. Cosa vogliamo dire di questa squadra al femminile, questo calcio al femminile? Direi intanto un grazie alle ragazze perché hanno creduto in questa cosa, grazie alla società Popolare Calcio che di primo, con il presidente Tarlà, ha dato campo libero a questo sogno, un sogno che oggi tra l'altro con il pubblico e con questo impegno, con questa bella squadra di categoria, abbiamo dato anche un po' di un buon Natale anche noi a Portoguaro, perché ci vuole un po' di femminile a Portoguaro. Sì, io ho visto anche molto entusiasmo in campo, ma anche poi dopo, benché si sia perso, perciò un bel spirito di squadra, non c'era cattiveria in campo, insomma i presupposti per far crescere proprio con lo spirito dello sport si stanno vedendo, insomma ci sono tutti. Ma sicuramente, poi neanche noi pensavamo di avere così tante ragazze in questo contesto di Portoguaro, anzi qualcuno ci sta già chiedendo di venire il prossimo anno per i giovanili. Non dico che, facendo l'occhiolino al nostro presidente, che avrei quella voglia di fare questo gruppo giovanile, di ragazze giovani, di così avere due polmoni di sera, però questo ci penseremo in primavera. Allora Presidente, oggi gran bella partita, la gente sugli spalti si sono divertiti, c'è anche stato un grande tifo degli ultra che di solito sono al maschile, oggi erano qua presenti a incitare, direi anche al di là del Portogallo tutte e due le squadre, perché insomma c'è stata sportività. Cosa vuol dire di questa bella realtà? La dimostrazione, intanto un grazie a tutto il pubblico che è venuto abbastanza numeroso, e questo vuol dire che il Portogallo, che sia maschile o femminile, è sempre c'è il tifo della maglia granata, quindi sono molto contento di questo. Poi il risultato, stavamo giocando con la prima in classifica, le ragazze si sono comportate bene, quindi non possiamo dire, io posso solo dire che le ragazze abbiamo visto che la media di età è molto bassa, quindi avremo dei risultati più avanti, devono maturare, devono crescere, però si sono difese bene in campo, questo è importante. Come risultati appunto state un po' spingendo per ottenere qualcosa di più o va bene così? E non ci sono obiettivi particolari, sono quelli di far bella figura? No, sicuramente i nostri progetti non sono quelli di puntare all'alto, però viviamo la giornata, la domenica, cerchiamo di recuperare tutto il gruppo, di fare un gruppo unito e per cui pian piano arriveranno anche i risultati. Siamo sicuri, siamo fiduciosi perché le ragazze sono felici di essere qui a Portogallo, questa è una cosa molto importante. Allora, nel ringraziare tutte le giocatrici che magari prossimamente possiamo fare anche qualche ripresa o farle conoscere in video, vogliamo fare gli auguri ai tifosi e alla squadra? Sì, io auguro un buon Natale, un felice anno nuovo a tutti i tifosi innanzitutto, e anche da non dimenticare gli sponsor che ci stanno dando una mano per sostenere questa società, quindi un augurio di buon anno a tutti quanti. Anch'io mi ripeto, ringrazio pubblico, società, comune e le ragazze, per cui grazie a voi e un buon Natale dal Portogallo femminile. E auguri anche da parte nostra, grazie.